Allora, siamo i compagni di Gianni Manuta, allenatore del Monte Alma. Gianni, i primi 30 minuti, insomma, avreste meritato almeno il doppio vantaggio, poi il calcio ha fatto due episodi, 0-1, espulsione di Saiglia e poi hanno dilagato. Guarda, io se devo essere sincero, come dici tu, i primi 20 minuti, 25, ero convinto di vincere tranquillamente questa partita per le occasioni che ci sono capitate. Però è evidente che questa squadra ha dei grossi problemi davanti in fase offensiva e in attacco e la difesa tiene però relativamente sia a un certo punto. Poi alla fine, come hai detto tu, l'episodio che ci hanno fatto il gol su una ripartenza, poi l'espulsione del portiere ovviamente ha condizionato la partita, perché lì con un uomo in meno, in assenza di un portiere titolare e con l'esordio del portiere della Juniores, che è la prima volta che si affaccia a questa categoria, anzi che c'è anche da ringraziarlo, non abbiamo potuto fare altro. Poi al secondo tempo la partita, diciamo, che si è spenta, abbiamo cercato i giochi chiari, di non prendere altri gol per non fare proprio una figuraccia. Certo. Però io l'unica cosa che dico è quella che dobbiamo stare ancora uniti, perché credo in questa possibilità della salvezza, perché ho visto le altre concorrenti, anche se stanno andando in questo momento meglio di noi. Però penso che non sia sempre piovoso, dopo la pioggia sicuramente uscirà anche il sole. Speriamo che da questa sconfitta domenica ci rimettiamo e cerchiamo di fare i punti per cercare di raggiungere questa salvezza, sia se riusciamo senza fare il play-out, se no la faremo attraverso i play-out. Certo, ecco, guardando le partite precedenti invece, Gianni, rispetto, diciamo, almeno al primo tempo, di questo noti dei passi indietro, oppure più o meno le partite erano sempre così, No, e quindi con molta guarda, sfortuna devo anche? essere sincero, perché quello che a me mi convince maggiormente di questa squadra è che ci siamo giocate le partite con le prime in classifica, Fonni, Santa Maria La Palma, Olmedo e anche altre, ce la siamo sempre giocata alla pari, non ci hanno mai messo sotto, però non riuscendo mai a fare gol. Il problema, non voglio essere ripetitivo, ma il problema che c'è con questa squadra in questo momento, ma anche da quando sono arrivato io, era il problema dell'attacco. Poi voglio anche sottolineare che non ci stanno aiutando anche le situazioni economiche delle altre società, perché noi abbiamo giocato con Santa Maria La Palma quando loro ancora erano in pieno dell'organico. Non so adesso cosa sia successo, ma da voci si vocifera che non stanno pagando gli stipendi, dunque qualche giocatore non sta giocando, si è allontanato. L'Olmedo la stessa cosa. Sono campionati che poi vengono falsati da queste situazioni e tu, come il Monte Alma, che sta lottando per salvarsi, e queste squadre le ha affrontate magari un mese e mezzo fa o 2 mesi fa, adesso loro vanno a giocare, affrontare partite tipo oggi con la Corrasi, sono andate con la Juniores, non va bene, non c'è il rispetto nei confronti di chi fa sacrifici dall'inizio per cercare di finire un campionato degnamente e solidamente. Certo, certo. Va bene, ringraziamo Gianni Manuta. Gianni, ti facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Speriamo di portare un po' più di fortuna. Grazie, ciao.